Tamponi a pagamento, farmacie subissate di richieste, 156 complessivamente nelle due USL 8 e 7, quelle che si sono rese disponibili all'effettuazione dei tamponi. Da gennaio ad oggi ne sono già stati effettuati quasi 197.000, ma con l'estate, la ritrovata libertà e le ferie la richiesta ha avuto un forte incremento. Solo nel mese di luglio nell'USL 8 sono stati eseguiti in farmacia 14.333 tamponi contro i 10.500 di giugno ed ora con il Green Pass e il tampone che diventa praticamente una via per chi non si è vaccinato per accedere nei luoghi al chiuso, la richiesta è esplosa. Il rischio di un assalto c'è più che altro perché ci sono molte persone che non sono vaccinate che necessitano del Green Pass e quindi vengono a fare il tampone. In più si è complicata la cosa perché dobbiamo stampare il Green Pass, quindi un ulteriore passo da fare. L'assalto c'è già stato anche perché è un momento adesso di esodo e quindi serve, non c'è niente da fare. E poi comincia a esserci il problema delle palestre, dei ristoranti che all'aperto non hanno posto abbastanza, quindi alcuni devono andare all'interno. Tampone a pagamento che non ferma la richiesta anche se non mancano inghippi e problemi. E abbiamo anche il problema delle persone straniere che sono venute in vacanza qua e adesso devono rientrare. È un problema perché magari ci chiedono di avere il QR code, ma con il nostro sistema accediamo con la tessera sanitaria e quindi questo non è possibile. La farmacia succede che si riempie perché perde tanto tempo, magari ci si mette anche in due per cercare di risolvere i problemi alle persone. Nel frattempo suona il telefono perché vogliono informazioni, perché vogliono l'appuntamento anche semplicemente e quindi siamo impegnati in quello più che nel fare svolgere la nostra professione. Fuori dalla farmacia la gente in attesa e c'è chi aspetta di fare il tampone. L'abbiamo prenotato ieri. E sapete che da oggi si pagano? Sì, assolutamente sì. D'accordo con questa scelta? Direi di sì, nel senso che lui è stato anche vaccinato, ma mancano ancora i giorni per avere il Green Pass e quindi facciamo il tampone.